L'autorità portuale lancia l'allarme: con la zona franca a Capodistria, Trieste non reggerà la concorrenza. Se l'Italia non si sveglia sostenendo il porto di Trieste, rischiamo di trovarci di fronte a una concorrenza con cui sarà impossibile competere. La concorrenza è quella di Capodistria, l'allarme è della Presidente dell'autorità portuale Monassi, intervenuta a margine di una conferenza stampa in cui tra l'altro è stato illustrato l'incremento dei traffici su rotaia nel porto di Trieste. Il servizio di Sebastiano Franco. Il porto di Koper, nuova zona franca doganale. Stanko Stepišnik, ministro dell'economia sloveno, accelera sul progetto messo in piedi con il sindaco Popovic e l'amministrazione portuale. Il rischio per Trieste è quello di trovarsi di fronte ad una concorrenza impossibile da contrastare. Tutto questo quando i traffici su rotaia all'interno del porto franco nuovo sono più che raddoppiati, passando in un anno dal 31 al 76%. In qualche modo questa è una risposta a chi pensa che il regime di Portofranco sia inutile? Beh, è una risposta indiretta. Sta andando molto bene il traffico e stiamo guardando avanti, quindi siamo in piena espansione. Se anche noi riuscissimo a far capire al nostro governo, al governo che viene, quanto è importante questo piccolo privilegio, Koper e Trieste potrebbero crescere insieme e attrarre ancora investitori con agevolazioni fiscali che non ha nessun altro. A febbraio di quest'anno sono state 88 le coppie di treni mensili destinati in Germania, 16 in Austria e 14 in Lussemburgo. Cifre che giustificano la richiesta a RFI da parte di Adriafer, l'azienda di movimentazione ferroviaria interna al porto di Trieste, di eliminare una manovra in entrata per i treni, permettendo un risparmio ai terminalisti dei costi del 50%. La richiesta RFI è che consenta ad Adriafer, che non è un'impresa ferroviaria, di entrare in Campomarzio. Per entrare in Campomarzio noi chiediamo la possibilità di avere dei binari che possano essere declassati oppure che possono essere ceduti all'autorità portuale per poter andare a prendere direttamente i convogli in Campomarzio, eliminando quindi la prima manovra.